fondamentali della tua esperienza lavorativa, con un piccolo racconto che ti invitiamo a leggere al microfono. Eppure ti avevi provato a fare l'impiegato comunale, ma è subito finita male. Prima ha russato rete. Ha russato rete è un modo dialettale detto da noi. Danno la tesi. Autoritari. E dopo dalla tornare Pazzoli, ma non facevano proprio per te quei ruoli. Il 1 dicembre del 1987 dal Farò sono finite le tue strutture. Con il cartellino del comune di Jesolo hai iniziato le timbrature. Eppure ti ricordi gli inizi tra mutismi e paure nella ragioneria di colonnare fatture. Alla corte di Lestranio e dei suoi conti complicati sei entrata nella schiera di pubblici impiegati. Ma la tua lunga strada cambia già direzione e di via Toscanini porta quella direzione. Lì, tra tanti teometrini, la faccenda si fa bella, tutta gente da cantieri, corda metrica e livella. Per arrotondare il salario, un sontuoso lavoro hai raccattato, compilare denunce di leggi per il sindacato. Sotto la Rosanna, all'amministrativo tecnico si era casata e tra delibere, gare e fatture passavi la giornata. Ma l'esproprio e il piano particolare sono stati doati al professionale. Dalle 8 fu il lavoro dentro a quel terzo settore, tra espropri e appalti si nascondeva il grande amore. Contro il quadro non si può niente e la curva si è portata a casa il dirigente. No, non era ancora dirigente. Assedio? Fai l'ultimo passaggio che ragazzi. Non era ancora dirigente. Diventà dirigente a merito tuo. Renato a lavoro si doveva comandare, ma in me a caso la situazione si doveva rovesciare. Lei voleva in discoteca andare a ballare, ma solo lui l'opera pubblica doveva approvare. Un poco tempo libero hanno per 2 volte consumato, Giulietto e Giorgia alla luce hanno dato. L'immigrato è ancora stanca e il patrimonio ha trovato spazio, con 2 tramezzini al giorno Mario calmava il proprio strazio. In quell'ultimo ufficio si fermò e ad accoglierla con un abbraccio Giulio, Dino, Walter e Mauro trovò. In Fabula Caffè abbiamo ascoltato ogni tuo malumore, cancellando con risate ogni timore. Quante avventure abbiamo condiviso, finendo sempre con un sorriso. Dai problemi facevamo le scongiure, concludendo sempre, ci vediamo domani per nuove fantastiche emozionanti avventure. Ogni sera io e Giulio ci lasciavamo così, per domani con fantastiche nuove emozionanti avventure. Chi si vede una giornata. Un carattere sanguigno il Dio ti aveva donato, ne sa qualcosa e ti difendi, soprattutto Renato. Stavolta qualche urlo uscirà dall'ufficio, speriamo che al reale qualcuno sia servito. Da me, la carriera che finisce, ma non credo sia un gran danno, accendi il camper e parti dal canto tutto l'anno. Oh, che bello! Ma va bene anche di meno, basta essere felici, la famiglia un po' di palo e il tempo con gli amici. Quindi noi che ci sentiamo nella schiera dei tuoi affetti, ti auguriamo che tutti i giorni siano per te giorni perfetti. E anche quando non va dritta e sia in qualche mamone, pensa a noi, ancora più uniti, per stravolgerti la pensione. Dove gli anche si ancora là. Il grande giorno è giunto, adesso hai la certezza di fare un bel palotto e scappare da tua fortezza. Per tanti anni
qui dentro ritornati e adesso non fa vero che siano tutte passate, ma ricordati la Moca, qui è sempre volente, ti aspettiamo come sempre bella presente. Grazie. Fate un sorso. È arrivato Zanni! Ciao Zanni! E quello sei tu? Perché non l'hai dato più piccolo? Un attimo, scusate che Elisabetta, se mi vedete con questo foglio è perché non sono brava a parlare in pubblico, penso di non aver mai parlato davanti a così tante persone. Per questo mi dovete scusare se leggo, anche per queste poche parole che dirò, ma è per non divagare. Mi ero di promessa di ringraziare colleghi, ex colleghi e le persone che ho incontrato in questo mio lungo periodo a Ierno. Quando mi sono messa a scrivere l'elenco mi sono accorta che diventava sempre più lungo in quanto le persone da ringraziare erano tantissime e sarebbe stato improponibile citarle tutte per il tempo che ci sarebbe voluto. Per questo approfitto di questo momento per ringraziare di cuore, un poco solo, tutti voi presenti e quelli che non sono potuti venire. Vi ringrazio perché da voi ho avuto tanta collaborazione, aiuto e da tantissimi anche da tanto affetto. Spero di aver in qualche modo ricambiato quello che mi è stato dato. Chiedo alla giuria di insediarsi sul tavolo della giuria, prego. Elena, chiamo il presidente della giuria che è qui presente Dimitri e Walser. Grazie. Viva la giuria! Viva la giuria! Viva le architette! Viva le meva! Far partecipare Elisabetta a un concorso molto importante a cui parteciperanno anche altre due ragazze e dovranno rispondere praticamente a delle domande e vediamo se queste due ragazze giovani saranno in grado di portare via lo scettro a Elisabetta, che in tanti anni ha maturato invece delle conoscenze e delle competenze esemplari, secondo me, sa fare bene il caffè, sa tutelare il posto giusto, sa corteggiare i dirigenti, gli ex dirigenti, anche quelli attuali. E a parte le relazioni che abbiamo avuto tra di noi, le concorrenti sono pronte. Ecco che stanno uscendo, mi raccomando, accogliamole con un applauso perché sono timide, è la prima volta che appaiono. Paola. Valeriana. Papiano. Come abbiamo capito provengono dall'est. Una brasiliana. Ma che colori! Ecco, se vuole accomodarsi anche la prima cosa da fare è appunto il Cilo, fare una prova di camminata sculettando. Vediamo chi in questo caso riesce meglio. Prego, prima Elisabetta o vai? Vai Elisabetta. Non fa la foto, cammina bene. Questo è un punto a favore. Prego la biondona. Svetlana. Qua è la famosa Zota Vesco che non è sicuramente dei vecchi comunali.
Valeriana, sta tropicana. Tatiana, guarda Tatiana. Io in questo caso direi che sopravviverei i voti. Non è il caso, abbiamo già capito chi vince. Eccoci qua con le domande invece. Speriamo di leggerle bene. La prima domanda: in un contratto di locazione abitativa chi norma? A chi compete la manutenzione ordinaria? 1. Al locatore, 2. Al locatario, 3. A chi siga di più tra i due, 4. A Igor Buosi. Cominciamo da Valeriana. Mi vedo del Toro, allora a Igor Bosi. A Igor Buosi, bene, vediamo poi se sarà giusto. A chi siga de P. A chi siga di P. Anche a me a chi siga de P. Ecco, mentre Elisabetta a chi spetta effettivamente, ripeto la domanda per la precisione, al locatore, al locatario, a chi siga di più o a Igor Buosi? Al locatore. Vediamo la giuria come si esprime, prima per le tre non pisellarmi ragazzi. Ma per chi? Prima per loro tre, ma facciamo un voto cumulativo a loro tre. Sì, perché non è il Mi caso. raccomando, giuria. Uno, è un bel risultato, uno. E poi invece per Elisabetta. A chi dice? Bene, continuiamo con la seconda domanda. Vi prego un attimo di attenzione voi tre. Squillo. Cosa cercate? Più? Vediamo Elisabetta cosa dice. Adesso ha detto Elisabetta. Andiamo con la terza domanda. A quanto ammonta il valore del mercato del parcheggio fronte ospedale via Elena? Nato dal GTU alla data del 27 giugno 1997. Va bene anche arrotondato. Vediamo le tre ragazze. 10.000 euro. 12.500. 400.000. 400.000. Vediamo un po' Elisabetta. Arrotondato. 477 dice l'Elisabetta. Perfetto. No, ha sentito bene, hanno sentito tutti perfettamente. Quindi andiamo a votare per le tre ragazze. Ritorno col microfono. Da poco ieri. Lei Elisabetta, siamo dall'Oeula. Elisabetta pure una nuova strike. Andiamo all'ultima domanda, anche perché sennò qua il gioco non viene più fuori. Ai sensi dell'articolo 13 del decreto legislativo 30 marzo 2001, numero 165, la domanda molto facile. Il dirigente cura compatibilmente con le risorse disponibili il benessere organizzativo nella struttura a cui è preposto. Nel caso in cui il proprio dirigente non ottemperi come ci si comporta, segheosa finché non capisse. Con eleganza si evidenzia la propria dimostranza al segretario comunale. Se che fa un disegno, così capisse meglio.
se che manda email minatorie anonime dal proprio computer, tanto poi le chat dopo riesce a avere lo scritto quello che le fa. Si fa un disegno così lui capisce tutto. Bene. E mi manda una mail. Che oso Dio. Elisabetta, vuoi che ti ripeta le domande? Sì, bene, al segretario che se ne fregherà veramente. Andiamo con le risposte. Non le più punci, ma non cambia. 3 e 1. Adesso facciamo i conti per capire meglio chi ha vinto. Elisabetta! Colpo di scena! Mai avrei immaginato. Io credo che a questo punto non serva nel contare le schede. Poi dobbiamo ricontare i voti, le schede. Allora, secondo me, vorrei qua la coronatrice, credo senza ombra di dubbio che le 3 ragazze siano state eliminate. Voglio prima di tutto chiedere a loro un pensiero della pace nel mondo. Cosa vuol Pace nel dire? mondo. Tanti figli. Mentre Elisabetta la prego di venire al centro della scena e prenderci questo grandioso applauso dal pubblico presente al centro della scena. La nostra proietta avrà modo di incoronare Miss Senior Public Housing Manager. Senior però. Eccola qui la nostra reginetta. Qui candidano nel piccolo mini comunale la città. Una foto con la reginetta per piacere. Una foto con la reginetta e gli altri concorrenti. E spero accettino la sconfitta in maniera elegante. No, ci paga il culo, Mauro. Le mani sono qua. Non è Mauro. Maura. Ecco che i fiori, fai vedere Elisabetta al pubblico, fai vedere. Ecco, come sarete? Come sarete? Vorrei chiedere all'ex dirigente Segato Renato di andare a baciare la reginetta. E dopodiché una foto con la Ripeti qua reginetta. Ho perso i dei. ecco la giuria di Sercina. Maggio. No, aspettate, ma alla nuova Miss Capodanno, e se nel frattempo volete accomodarvi a gustare il risotto di Giorgio nel ristorante. Nel frattempo apriamo i regali. Giorgia, vieni ad aiutare la mamma. Giorgia. Alla faccia della dieta. Rachele, vieni a fare maletta, Rachele. Vai Rachele. Scegli un tavolo. Vieni. Ma non altro che maglia. Beh, ma te scoppia. Finalmente l'ultimo giorno di lavoro è arrivato, da domani sei in pensione. Un grande abbraccio dai colleghi del Comune
Se vede dove che mette il mangiare. Basta, se no non te vedevi. Della tua faccia. Ah, però sta bene qua Corona. I miei gambe. Ripetere per la stampa, grazie. Asina. Cancella poco. No. No, dopo fa un bel montaggio, vero? Sì, Chissà cosa che manda a Pedro. Aspetta, poi girami una foto, grazie. Anche no? Ho chiesto un'indiscrezione. Allora, magari alle